Credono in Padova e nelle potenzialità finanziarie che il territorio può offrire. Ecco perché Crédit Agricole ha deciso di stabilire il proprio quartier generale veneto con tutti i canali specialisti della banca nella città del Santo. Ma non si limita al sostegno finanziario con 3 miliardi di euro di erogazioni a famiglie e aziende nel triennio 2022-2024, le circa 170 assunzioni e il sostegno a iniziative sociali, culturali e sportive per 2 milioni di euro. Annuncia anche la collaborazione con Le Village, incubatore di start-up dedicate all'innovazione. Le imprese hanno bisogno, come abbiamo bisogno noi, di partnership. Sono finiti i tempi in cui l'impresa considerava l'erogazione del finanziamento esclusivamente una commodity ed è anche una strategia che noi cerchiamo di applicare, e lo dico perché tutte le volte ci sono un po' dei retropensieri quando si parla di rapporto banca-impresa. La banca cerca delle partnership, delle relazioni di lungo periodo con le imprese, quindi deve essere una storia che nasce su dei presupposti forti, solidi e che deve affrontare anche dei momenti difficili, ma lo affronti solo se la relazione è a 360 gradi, se è una relazione con l'imprenditore, con i dipendenti. Noi cerchiamo di creare questo e la logica del lab e la logica di un investimento di specialisti e di professionisti sul territorio va in questa direzione. Questa compenetrazione, no, tra impresa e banca, che deve essere una crescita insieme, va anche nella direzione del progetto con Le Village, quindi di individuare forze imprenditoriali che in qualche modo possono essere coltivate in parallelo alla crescita dell'attività economica finanziaria. Assolutamente, il Village, tra l'altro il progetto Village, che sono degli incubatori, noi ne abbiamo già 5 e presto apriremo il 6° in Campania, sono un modello vincente perché rappresenta un'esigenza che hanno le aziende, quella di poter investire e capire l'innovazione. Quindi il fatto, tra l'altro il Village di Padova è un caso di successo perché è stato aperto esattamente dopo il Village di Milano e di Parma. Fare un Village, un incubatore di start-up a Milano potrebbe anche essere facile. Farlo crescere a Padova come è stato e farlo diventare un'eccellenza per numero di start-up presente, per i partner presenti, è veramente un segno di successo. Le imprese venete hanno ritrovato fiducia nelle banche del territorio? Io non amo la frase banca del territorio, io sono veneto, ok? Quindi del Veneto nobile, di Rovigo, e quindi non amo le banche del territorio, ma io amo la frase banca per il territorio. Quindi noi in Veneto abbiamo già dato con le banche del territorio, credo che sia necessario che ci siano delle banche che hanno la capacità di ascoltare e di lavorare per il territorio. Credo che il Crédit Agricole abbia tutto l'interesse a farlo, la voglia di farlo e possa occupare un ruolo sempre più importante, fatto di catena corta, di velocità di esecuzione, di capacità di ascolto e di disponibilità di strutture e di innovazione.